19:15, nuovo appuntamento con l'informazione di TG Verona Network. Il Veneto è la prima regione in Italia a firmare il nuovo contratto di servizio per trasporto ferroviario con Trenitalia fino al 2032. Tutti i treni nuovi e flotta più moderna d'Europa. Quella di oggi è una giornata storica, un accordo del valore di 4,4 miliardi complessivi, dei quali uno di soli investimenti che consentiranno il totale rinnovo della flotta dei treni circolanti nel nostro territorio. Questo è il commento del governatore Luca Zaia, ma vediamo il servizio. Il Veneto sarà la prima regione in Italia a ricevere la flotta di treni più moderna d'Europa. Parole ambiziose quelle del ministro dei trasporti Del Rio oggi a Venezia in occasione dell'accordo tra Regione e Trenitalia, un contratto del valore di 4,4 miliardi di euro per il trasporto pubblico. Un accordo storico, lo ha definito il governatore. Di questi uno sarà destinato agli investimenti per il totale rinnovo della flotta dei treni circolanti nel nostro territorio. Un investimento importante che consentirà, con oltre 1 miliardo di investimenti, non solo di produrre treni nuovi, quindi di cambiare tutta la flotta del Veneto e portare così la flotta, diventerà la flotta più giovane d'Europa in pochi anni, con un primato anche europeo, ma consentirà anche e soprattutto di produrre nuovo lavoro, di consentire alle fabbriche italiane che producono i treni di avere nuovo lavoro. Fa parte di una strategia che è la cura del ferro, che riguarda le città, riguarda il trasporto regionale e che riguarda soprattutto i pendolari, dove abbiamo messo anche facilitazioni per gli abbonamenti. Abbiamo detto alle imprese che devono mettere nel welfare aziendale, possono detrarre i costi nel welfare aziendale degli abbonamenti che danno ai loro dipendenti, quindi vogliamo promuovere sempre di più il trasporto quotidiano. Il ferro è la scelta giusta per muoversi in Italia. Il nuovo contratto copre il periodo che va dal 2018 al 2032 ed essendo il Veneto la prima regione in Italia ad aver firmato l'accordo, sarà anche la prima a ricevere i convogli, 78 in totale, di cui 47 rock e 31 pop. Treni confortevoli, più veloci, attrezzati per accogliere le biciclette, con sistema di videosorveglianza e wifi. È un accordo storico, siamo la prima regione in Italia che firma questo contratto di servizio. Per noi significherà avere 38 treni nuovi, treni ad altissima tecnologia, e ovviamente svecchiare del tutto il nostro parco mezzi, visto e considerato che avremo alla fine 110 mezzi con un'età media inferiore ai 5 anni. E sembra esserci una svolta invece sulla morte di Ahmed Fdil, il clochard conosciuto da tutti come Gary, morto carbonizzato in un parcheggio a Santa Maria di Zevio il 13 dicembre scorso. A riaprire il caso è il nipote della vittima, gli inquirenti infatti stanno indagando su 2 minori. Vediamo il servizio di Marco Menini. Carbonizzato nell'auto che usava come rifugio dal freddo. Era morto così Ahmed Fdil, il clochard meglio conosciuto in paese come Gary, mentre dormiva nella Fiat Bravo appostata da tempo in un parcheggio di Santa Maria di Zevio la notte del 13 dicembre scorso. Ieri al Tribunale per i minori di Venezia il nipote Salah Fdil ha incontrato il magistrato titolare del fascicolo. Fin dall'inizio l'ipotesi più accreditata era quella che a scatenare il rogo fosse stata una sigaretta, forse dimenticata in mano dall'uomo mentre si addormentava in quell'involucro caldo fatto di coperte e cartoni che si era creato per fuggire dalla morsa del freddo. Ora si indaga sul coinvolgimento di 2 minorenni che, stando alle voci circolate in paese fin dal primo momento, avrebbero stuzzicato l'uomo ripetutamente. Mai una molestia, mai una parola di troppo, solo auguri di buona fortuna, nella speranza magari di ricevere in cambio qualche spicciolo. Questo ritratto disegnato da chi lo conosceva, Margherita, la titolare della tabaccheria di fronte alla quale Gary era abituato a sostare, lo ricordava così nei momenti subito successivi al tragico evento. È il terzo inverno che si stava facendo qua seduto fuori dal nostro negozio. Un po' era anche, ci disturbava perché vedere uno così sembrava quasi che non ci interessassimo della sua persona. E invece posso garantire che sia le assistenti sociali sono venute a vedere cosa fa, a proporle qualche assistenza. E poi anche le associazioni che abbiamo qua, c'è Betania, anche loro gli avevano proposto un posto letto, e anche i carabinieri, i vigili, tutti quanti si sono interessati di lui, però lui ha voluto vivere da libero e questa forse è stata la sua finale, perché facendo questa scelta nessuno ha potuto fare di più di quello che in realtà, perché ho visto anche la gente del paese che frequentava, che veniva, facevano tutti finta di niente, ma tutti l'hanno aiutato in un certo modo, poco, tanto, tutti quanti hanno fatto qualcosa per lui.
Due vere professioniste specializzate nel furto di profumo di marca, dotate di un jammer, un sistema digitale antitaccheggio. Si tratta di due donne straniere, Parl Uji, 35 anni, originaria della Corea del Nord, e Zorik Kulan della Mongolia, di 23 anni, che ieri mattina, poco dopo l'orario di apertura, sono state bloccate dal personale del Coin in via Cappello mentre stavano occultando sotto i loro vestiti delle confezioni sospette. Gli agenti di polizia chiamati dalla sicurezza hanno raggiunto il punto vendita e hanno rivenuto addosso appunto 8 confezioni di profumo del valore di 909 euro e all'interno della borsa della nordcoreana uno strumento tecnologico riconducibile apparentemente a un hard disk che in realtà si funge appunto da jammer, quindi da sistema digitale antitaccheggio. Dai controlli effettuati in questura le due donne risulterebbero autrici di un altro furto avvenuto il 20 dicembre scorso, questa volta al negozio Douglas all'interno del centro commerciale Adigeo di Borgo Roma. Tratte in arresto per tentato furto aggravato dall'utilizzo di un mezzo fraudolento, questa mattina il GIP ha convalidato l'arresto in sede di direttissima e ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Verona con contestuale rinvio a giudizio al 25 gennaio 2018. E ieri notte i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona hanno tratto in arresto un ucraino classe 71 senza fissa dimora e con precedenti di polizia perché destinatario di un'ordinanza di carcerazione emessa nel dicembre del 2015. Questo per reati connessi a ricettazione e immigrazione clandestina. Ora l'uomo dovrà espiare 4 anni e 6 mesi di reclusione all'interno del carcere circondariale di Montorio. E domenica prossima scatterà invece il secondo Mobility Day, dopo il debutto del 3 dicembre scorso. Per il nuovo appuntamento con le domeniche ecologiche, per il 14, gli assessori Segala e Zanotto hanno pensato di puntare tutto su alcune iniziative culturali. Ci parla dell'iniziativa appunto Marco Menini. Cavalcano l'onda della prima difficile prova della domenica ecologica gli assessori all'ambiente Ilaria Segala e alla viabilità Luca Zanotto, che in vista del secondo appuntamento col Mobility Day, fissato per questa domenica dalle 10 alle 19, hanno pensato di puntare tutto sulle iniziative culturali. Questo perché? Perché in occasione del primo Mobility Day, lo scorso 3 dicembre, le visite ai musei scaligeri e ai centri culturali sono raddoppiate. Per questa domenica quindi il consiglio è ancora una volta quello di spostarsi a piedi o in bicicletta, ma anche di vivere questa giornata come un'occasione piuttosto che una costrizione. Questa volta veramente consigliamo a tutti, chi non ne ha veramente strettamente la necessità, di andare a piedi, andare in bici, usare gli autobus, i mezzi pubblici e conoscere questa Verona fantastica senza le auto. In particolare a Piazza delle Erbe ci saranno dalle 10 alle 16 dei giochi organizzati dal centro del riuso della nostra assessorato all'ambiente per i bambini, quindi giochi creativi con materiale riciclato. Sempre da Piazza delle Erbe ci saranno 2 visite che partiranno alle 10:15 e alle 16:15 per andare con una bella passeggiata a piedi attraverso la Verona romana con delle guide fino a Valdonega, dove c'è la villa romana che è possibile visitare. E poi anche al Museo di Storia Naturale, sempre per i bambini, ci sono il Reinventore che organizza giochi dedicati, quindi legati a temi scientifici. Quindi un'occasione per vivere la nostra città a pieno senza le auto. E sulle parole dell'assessore Segala chiudiamo qui questa edizione. L'appuntamento è per domani con la nuova edizione delle 13:15. Da parte mia una buona serata.